Buongiorno, oggi è venerdì 7 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:19. La luna sorge alle 5:58 e cala alle 21:49. Oggi si celebra San Roberto. Il nome Roberto deriva dal provenzale e significa splendente di gloria. Il 7 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Commissione del Codex Alimentarius dal 1963 ha definito norme alimentari per proteggere la salute dei consumatori e garantire pratiche eque nel commercio alimentare internazionale. Sono 84 le candeline per il cantante inglese Sir Thomas Jones Woodward, meglio noto come Tom Jones. A suon di hit e più di 100 milioni di dischi venduti in oltre mezzo secolo di carriera, si è guadagnato nel 1989 una stella sulla mitica Hollywood Walk of Fame. Il suo brano più popolare è Sex Bomb. Festeggia 88 anni il nostro sicilianissimo Pippo Baudo, il re dei presentatori. Considerato un monumento della TV italiana, è passato dal successo di 7 voci alle 13 edizioni di Domenica In, a programmi cult come Luna Park e Fantastico al Festival di Sanremo. È stato il papà artistico di tanti personaggi del mondo della musica e della TV. Da qui la sua celebre frase «L'ho inventato io». Infine compie oggi 49 anni l'attrice, produttrice e modella sudafricana Charlize Theron. Ricordata per diversi film in cui ha recitato, tra cui L'Avvocato del Diavolo, Fast and Furious 8 e Monster, per cui ha ricevuto l'Oscar ed il plauso della critica per la sua interpretazione della serial killer Aileen Wuornos. È inoltre sostenitrice e membro di varie organizzazioni per i diritti delle donne. È la nazione più piccola del mondo, custode da oltre 2 millenni della cristianità. Il 7 giugno del 1929, con l'entrata in vigore dei Patti Lateranensi, nasceva lo Stato della Città del Vaticano. Il giorno dopo, Papa Pio XI ne diventava sovrano assoluto. Lo sapevate che il suono si può propagare solo in un mezzo materiale e non nel vuoto? Immaginiamo una molla, nella quale spostiamo rapidamente un'estremità. Vedremo che ci saranno parti in cui la molla avrà gli anelli più stretti ed altre in cui invece saranno più larghi. Proprio grazie a queste rarefazioni e compressioni nell'aria, l'onda longitudinale sonora arriverà al nostro orecchio e verrà rilevata dal nostro timpano. Buongiorno ai 12. Oggi, venerdì, la Luna è in quadratura a Saturno e Plutone invece si gestisce molto bene Giove e Mercurio. Cosa accade tra il bisogno di serietà della Luna e le grandi azioni creative di Plutone? Scopriamolo insieme. Ariete, è una giornata oggi tutta incentrata su Marte, un Marte, il vostro pianeta nei vostri gradi, che sta per uscire ma che quadra a Plutone. Fondamentalmente rappresenta l'ultimo limite, l'ultimo muro da superare per poi essere di nuovo entusiasti della vostra vita. Toro, sta quasi per arrivare Marte, il periodo però vi fa sentire un po' trascurate dalle stelle proprio perché avete bisogno di risposte, i presupposti ottimi ci sono stati, ma adesso siete curiosissimi di vedere i risultati. E beh, con ben 5 pianeti nella vostra seconda casa, questi risultati arriveranno prima di quanto non pensiate. Gemelli, la giornata di oggi prevede ben 5 pianeti nei vostri gradi, di cui uno è la Luna, che sembra litigare con Saturno. Molto probabilmente avete talmente tanta carne a fuoco che oggi sentirete il bisogno di essere ordinati e di rendervi un pochino più metodici. Saturno quadra anche a Sole e a Venere. Oggi una certa stanchezza. Cancro, la vostra Luna oggi è un po' arrabbiata con Saturno, quindi c'è un forte bisogno per voi di razionalizzare, di mettere al sicuro alcune cose importanti. Cercate quindi di essere un pochino più propensi
a rendere oggettive le cose e a non concentrarvi troppo sui sentimenti. Leone, la giornata di oggi prevede una quadratura del Sole, il vostro pianeta, e di Venere a Saturno. Molto probabilmente è in calo la dimensione affettiva, probabilmente avrete bisogno anche di discutere della coppia rispetto anche alle abitudini sociali. Qualcosa va cambiato. Vergine, la giornata di oggi è una giornata un po' tesa, proprio perché la Luna, che è già in quadratura, quadra anche a Saturno, che è in vostra opposizione, risvegliando forse delle questioni antiche, delle questioni ataviche, dei vostri difetti ricorrenti che vorreste in qualche modo evolvere. Beh, avrete modo di ragionarci su. Bilancia, la Luna oggi, seppure gioca a vostro favore, vuole ripercorrere alcune tappe del passato importanti. Per molti di voi anche gli ex saranno una presenza un po' importante oggi, sia come ricordo che qualcuno probabilmente che incontrerete per strada. Scorpione, la vostra giornata oggi prevede una luna decisamente non proprio a favore, distante in gradi, e se non vi spiegate l'allontanamento di certe cose o delle dinamiche lavorative che non accadono alla solita maniera, vi basterà solo chiedere dolcemente spiegazioni, dolcemente però. Sagittario, giornata oggi interessante, visto che Giove, il vostro pianeta, seppure in opposizione, è un bellissimo trigono con Plutone e con Mercurio vuole discutere d'affari. Gli affari sono proprio l'elemento più fortunato per adesso, quindi in bocca al lupo, cari Sagittario. Capricorno, giornata oggi molto tesa per un Marte così quadrato e così distante. Probabilmente anche il vostro Saturno oggi non la vede bene né in amore né con l'emotività. Oggi proprio non sopportate i piagnistei e le lamentele altrui. Acquario, è una giornata molto interessante oggi, proprio perché Plutone, che ospitate nei vostri gradi, crea dei trigoni molto interessanti con Giove e Mercurio. Una proficua, interessantissima discussione potrebbe fare la differenza al lavoro e nella vita. Pesci, in giornata oggi che prevede una quadratura di Venere, di Sole e di Luna sul vostro Saturno. I pianeti vi chiedono semplicemente di razionalizzare in amore, di essere un pochino più puntuali, di essere un po' meno trasognati e trasognanti e di lasciare agli altri i momenti più di protagonismo, come nella vita del partner. Per molti di voi per adesso potete constatare che accada. Aveva riacceso la passione per il ciclismo ed era entrato nel cuore di tutti gli italiani. Era il 7 giugno del 1998 e Marco Pantani, uno dei ciclisti più forti della storia, vinceva l'81esimo Giro d'Italia. Un momento di gloria in una vita bruciata a soli 34 anni in circostanze ancora misteriose. Oggi vi portiamo nella savana con un modo di dire "A leopard can change its spots". In italiano suona come "un leopardo non può cambiare le sue macchie". Ebbene, questo modo di dire ci suggerisce che le persone non cambiano facilmente, oppure che non possono modificare la loro vera essenza. È come il nostro simpatico detto "il lupo perde il pelo, ma non il vizio". E ora immergiamoci nella nostra Sicilia, dove si dice "cu nasce tunno, un po' more riquacciato". Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Paul Gauguin, il pittore che ha scosso il mondo dell'arte. Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma improvvisamente il destino ha cambiato le carte in tavola. La borsa di Parigi crolla e la vita di Gauguin va in pezzi. Lavoro perso, difficoltà economiche e la lotta per far emergere le sue opere nell'oceano dell'arte parigina. La sua vita prende una svolta ancora più drammatica quando incontra Vincent van Gogh. Vincent si taglia l'orecchio e Paul viene internato in un manicomio.
deciso a trovare autenticità e ispirazione, si trasferisce in una terra esotica, Tahiti, dove si circonda delle giovani ragazze maori. Le sue opere provocatorie scatenano l'indignazione del vescovo, che le distrugge senza pietà. Gauguin finisce in una tomba anonima, ma il suo spirito e la sua arte ribelle lo rendono indimenticabile. Ci salutiamo con la frase del giorno: non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. E noi non ci arrendiamo mai. Ci trovate sempre qui, ogni giorno, per iniziare al meglio la giornata con l'Almanacco. A domani!